Buon martedì, ben ritrovati a TG Plus Focus. Andiamo avanti col nostro nuovo approfondimento dedicato agli sviluppi attorno all'ex Veneto Banca. Quest'oggi abbiamo ai nostri microfoni, come promesso, un personaggio un po' particolare. Abbiamo lo scrittore, alpinista, scultore e soprattutto artista del folklore locale e non solo, Mauro Corona. Parliamo di Veneto Banca. Cosa ne pensa della situazione bancaria in Italia, in particolar modo della situazione qui del Trevigiano e del Vicentino, in particolar modo del Veneto? Io devo stare attento qui perché è un materiale esplosivo qui. Innanzitutto quelli che hanno rovinato centinaia e centinaia di risparmiatori, poverini, che mi fanno piangere a vederli disperati, quelli lì non serve un processo, oppure perché tanto se la cavano, sono a piede libero. I veri rapinatori di banchi sono loro e per loro non scatta mai l'allarme. Li metterei tra la gente che ha risparmiato, che sono stati danneggiati. Radunerei questi risparmiatori e metterei al centro di questo gruppo che possono 100, 200, 1000, metterei i responsabili, che così è la giustizia, perché questi se la cavano sempre. Ora io non entro nel merito, mi sono già beccato una denuncia per aver detto coglioni a dei coglioni, però non si può andare a piede e ridere. Io ho visto la faccia di uno di questi e non posso fare il nome perché rischio, con un cinismo, una freddezza, gli occhi gelidi veramente di uno che ha il pelo sullo stomaco e sul cuore. Non si può fare così, quindi risarcirli. Non mi interessa dove andare a prendere i soldi allo Stato, il governo ha dato miliardi e miliardi all'Italia, ancora ridiano i risparmi a questa povera gente. Questa è la dignità anche di comportamento. Non entro nel dettaglio perché non so, perché uno potrebbe dirmi, un tecnico di quella banca o dell'altra, ma lei non sa, ma ridate quello che spetta ai risparmiatori, altrimenti fuggite via con la vergogna negli occhi. Ma voi non avete vergogna, non vi vergognate di nulla voi, altrimenti non avreste fatto così. Purtroppo credo che sarà difficile questa cosa a meno che di un intervento statale, ma lei cosa ne pensa di questa cosa? Soprattutto prima si diceva... Hanno sprecato miliardi di euro in opere inutili, la TAV, il Mose, e anche lì hanno rubato circa 7 miliardi di euro, ho fatti sparire, oppure il ponte a Messina, che pare sia ancora... Ecco, tutte gli F-35 miliardi di ridurre le spese e ridare. Sì, lo Stato. Lo Stato deve intervenire, come è intervenuto là, anche non avrebbe dovuto, e ridare a questa povera gente che ha messo via 100.000 euro, una vita, e si trova, è anche un insulto alla dolcezza, alla bontà, alla fiducia che avevano queste persone. Quindi ridare i soldi fino all'ultimo euro a queste persone, altrimenti dovreste vergognarvi per 7 generazioni. Beh, che dire, si può amarlo, si può detestarlo, certamente non si può ignorare un personaggio come Mauro Corona. Domani torniamo completamente seri, parliamo con i sindaci, ai nostri microfoni avremo Marzio Favero, il sindaco di Montebelluna. Restate connessi sempre sulla pagina Facebook TG Plus Focus e sul portale tgplus.it. A domani.